Semos in tempo de tirannia, infamità de carestia. Benvenuti al Festival delle Bellezze. Abbiamo iniziato nella necropoli di Museddu, a Cheremule. Abbiamo fatto tappa nel chiostro di Santa Maria di Betlem, a Sassari, a Su Campus Santuezzu, a Cargeghe. Ieri nel sito pianuragico di Monte Baranta, a Olmedo. E chiudiamo oggi qui, in questo luogo per noi emozionante, che l'anno scorso ci ha fatto vivere una straordinaria prima edizione del Festival delle Bellezze, il Nuraghe Santuantine. E stasera, grande festa, nel Caffè Cinema di Torralba, per l'intervista alla muralista Pinamonne e il grande concerto del Nova Eufonia del maestro Vincenzo Cossu. Questi luoghi non sono stati solo cornici di eventi suggestivi, ma i veri protagonisti del Festival delle Bellezze. E concludiamo dunque oggi il nostro viaggio tra suoni, cultura, arte, emozioni. Passerei subito alla musica, spazio alla musica. Ha iniziato a cantare a tenore da ragazzino e contemporaneamente suonava il sassofono. Percorreva due strade apparentemente diverse e lontane. Poi questi linguaggi, la musica sarda, il canto a tenore, le launeddas, il sassofono e il jazz si sono incontrati inevitabilmente. Mi piace presentarlo con una frase che un giorno ho utilizzato in una mia intervista. Lui mi ha detto: suono il jazz con l'accento sardo. Le sonorità che eseguo, dice, sono ancestrali, sono i suoni della nostra terra, sono i punti di partenza dell'origine dell'uomo. E quando suono in luoghi del genere, avverto un'energia, un senso del tempo e dello spazio particolari. Per la prima volta al Nuraghe Santuantine, Gavino Murgia.
Marai.
Grazie a tutti. Grazie. È veramente un privilegio suonare in un monumento, in una regia come questa. E ringrazio chi mi ha consentito di fare questo, quindi Vincenzo, Luciana e tutto il gruppo, insomma, che ha reso possibile questa opportunità. E grazie a voi per essere venuti. Arrivederci. Uno straordinario Gavino Murgia e luoghi della civiltà nuragica. E Gavino deve scappare a Riola Sardo per il concerto con Capossela. Ok, ti lasciamo andare. Vuoi scappare? No, Devi andare. Ti lasciamo andare. Un bis lo concedi. Gavino Murgia. Grazie ancora. Grazie. Gavino Murgia. Allora Gavino, qua abbiamo una sorpresa per te perché l'insieme vocale Nove Eufonia, che è il coro che organizza questo grande festival, ti vuole donare una targa in ricordo del Festival delle Bellezze. E loro sono le nostre ancelle del Festival delle Bellezze. E allora, mentre Gavino si prepara per andare via, oltre all'insieme vocale Nove Eufonia, ci sono state altre persone determinanti per la realizzazione di questo festival e quindi inviterei a raggiungermi il sindaco di Torralba, Vincenzo Dore, la segretaria generale determinante appunto nella realizzazione del festival, che è Tomasina Manconi, la chiamiamo. E Maria Grazia Gambella, presidente della cooperativa La Pintadera.
Nadia Canu, è andata via. Vabbè, la ringraziamo Nadia Canu, la referente per il Nuraghe Santo Antine della soprintendenza. E naturalmente il direttore artistico, il maestro Vincenzo Cossu. Allora, sindaco, una grande rete per questo Festival delle Bellezze. Raccontiamo un po' che cosa c'è dietro questo festival dall'anno scorso. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Cosa c'è? Cosa c'è che per noi è diventata una manifestazione molto importante. Come detto anzi anche in conferenza stampa, spero che non siano solamente i 4-5 comuni, ma la cosa venga anche ingrandita come speriamo che sia. Per noi è motivo d'orgoglio, infatti ringraziamo voi naturalmente per averci scelto come località, come posto, che penso che sia piacevole per tutti, e come Comune di Torralba, ma come amministrazione, penso da parte di tutti, vi ringraziamo per questa opportunità che ci avete dato. Grazie a voi. E qui abbiamo veramente una persona che si è spesa dall'inizio per la realizzazione di questo festival, che è la dottoressa Tomasina Manconi. Allora, cosa vogliamo dire stasera, dottoressa? Che stasera si chiude un ciclo, ma domani ne inizierà un altro, perché il Festival delle Bellezze per il territorio è troppo importante. Quindi grazie a voi. Grazie. Due parole al volo, dottoressa Gambella, perché voi siete attentissimi a questo sito, abbiamo visto giustamente questi luoghi devono andare tutelati, per cui vi spendete tutti i giorni affinché questo succeda, perché i protagonisti del Festival delle Bellezze, lo dicevamo, sono soprattutto i luoghi, la musica, non sono delle cornici, ma sono proprio determinanti per il futuro della Sardegna. Assolutamente. E infatti il Santo Antine penso che sia proprio un gioiello che dobbiamo assolutamente tutelare, però che in questo frangente ci serve proprio per come dire, far valorizzare anche tutto il nostro territorio. Grazie. E qui abbiamo il maestro Cossu che tra poco si esibirà con la corale studentesca Città di Sassari, perché il Festival delle Bellezze ha coinvolto entrambi a momenti alternati, diciamo, a seconda delle giornate, le due corali del maestro Cossu, la corale studentesca Città di Sassari e l'insieme vocale Nove Eufonia, appunto organizzatore del Festival delle Bellezze. Allora, maestro, siamo arrivati alla fine di questo percorso lungo e anche travagliato, vogliamo dire, perché insomma, grandissima fatica, anche grandissima soddisfazione, perché per noi è veramente un onore stare qua stasera, è stato un onore veramente attraversare queste tappe meravigliose del Nord Sardegna, nord-ovest Sardegna. Sì, allora, è facile buttare qua davanti a un pubblico così numeroso frasi di circostanza. Preferirei sinceramente non farlo e invece dirvi quello che porto dentro. Ha ragione la dottoressa Satta, che si è occupata magnificamente dell'ufficio stampa e della conduzione di queste giornate. Noi abbiamo faticato veramente molto, però, come dire, sarei un ipocrita se vi dicessi che la fatica non è valsa la pena, vale sempre la pena, perché si fa sempre qualche passettino avanti e anzi, devo dire che i momenti di soddisfazione e gratificazione in queste 5 giornate sono stati veramente tanti. E tra l'altro sarebbe ipocrita da parte mia perché io cerco di insegnare ai miei ragazzi, non solo i coristi, ma anche i miei studenti, perché il mio mestiere retribuito è quello di docente di lettere, insegno al Nautico di Porto Torres, che è una delle scuole che fa parte dell'accordo di rete della Corale. Ebbene, io dico sempre a questi ragazzi di non avere paura della fatica, dei sacrifici, perché purtroppo noi adulti, noi quelli della mia generazione in particolare, magari anche un po' più grandicelli, invece hanno vissuto gli ultimi anni, gli ultimi 20 anni in particolare, con il terrore che i ragazzi fatichino, che facciano sacrifici, che si spendano, che si stanchino, che entrino in crisi. Ed è una cosa che io sinceramente non sopporto, perché noi siamo cresciuti così e dobbiamo ringraziare quelle fasi che abbiamo vissuto. Anche il più, come dire, anche il più scaccino dei pedagoghi o degli psicologi vi direbbe che avere un atteggiamento sempre troppo protettivo verso non i ragazzi in sé, ma la loro crescita e la loro, come dire, il loro bisogno di affrontare
e vincere, non evitare le difficoltà, i sacrifici, i problemi, quello li fa crescere. E quindi io sono molto contento perché anche questo festival affronta delle difficoltà, benissimo, cresce. E quest'anno è cresciuto tantissimo. Dobbiamo ringraziare appunto gli amministratori locali, i sindaci, gli assessori, i comuni, la dottoressa Manconi e tutti coloro che hanno avuto il coraggio di spendere, non solo in termini economici, ma in termini anche di credibilità, le loro risorse per fare in modo che questo festival avesse quest'anno, rispetto all'anno scorso, che è stata proprio una sfida letteralmente improvvisata, che avesse delle risorse molto più solide da tutti i punti di vista. E noi siamo veramente contenti. Ora possiamo essere stanchi, accaldati, annoiati, tutto quello che vogliamo, come spesso alle volte succede di fronte agli eventi lunghi. Però non preoccupatevi perché stiamo per iniziare appunto con la parte musicale della corale e quindi stiamo per chiudere questa tappa del Nuraghe. Ringraziamo anche il maestro Bruno Camera della scuola civica Logudoro Meilogu, anche lui determinante. Assolutamente. E allora diamo un attimo il tempo, no, per organizzare qua lo spazio, insomma lo spazio è abbastanza angusto, per cui diamo l'occasione per potersi organizzare perché il prossimo gruppo è abbastanza numeroso. Assolutamente. Sì. Abbiamo un ospite illustre, stava dicendo appunto il sindaco, e noi appunto, dottoressa, noi... Allora, abbiamo Michele Pioledda. Sì, è un ospite d'eccezione, io direi di avvicinarsi. Sì. Michele Pioledda, inutile che ve lo ricordi, è un autore di testi in lingua sarda per diversi musicisti importanti, tra i quali Andrea Parodi, venuto qua per Gavino Murgia, altro grandissimo amico. Allora, come le sembra questo Festival delle Bellezze? Venga, si avvicini. Il festival è bellissimo. Se continui così mi commuovo anche, perché sai, Ci fa piacere. io vorrei solo capire tutto quello che hanno sentito queste pietre in tanti anni, no? Cioè anche questa bellezza è muta, silenziosa e non fa parte di un canone che tu vedi un quadro perfetto con le lingue. Guarda, sono tutte storte, non ne trovi due uguali. È la bellezza della diversità. E siete molto bravi a farlo e sono molto contento. Grazie. Grazie. Due grandi. La corale studentesca Città di Sassari è nata alla fine del 2014 da un'idea del maestro Vincenzo Cossu. È l'unico coro interscolastico delle scuole superiori dell'isola. Comprende ragazzi provenienti da 8 istituti superiori di Sassari e di Porto Torres, Langioi di Sassari, i licei Ispano, Marconi, Canopoleno, Castelvì e Figari di Sassari, il Politecnico, il Paglietti di Porto Torres. La corale ha al suo attivo oltre 80 performance tenute in Sardegna, Italia, Catalogna e Croazia. Il suo repertorio spazia dal vocal pop alla world music, allo spiritual e gospel, fino alla musica sarda e classica. Ha inoltre conseguito 5 riconoscimenti in 4 diversi concorsi nazionali e internazionali. Nel 2018 la corale ha ripreso la sua attività sul territorio, impegnandosi in numerose iniziative legate alla tutela della lingua e della cultura sarda, alla lotta contro la violenza sulle donne e alla difesa delle legalità. A luglio dell'anno scorso ha partecipato appunto alla prima edizione del Festival delle Bellezze, tanti gli impegni anche nel 2019, lo scorso 1° aprile ha partecipato insieme al Nove Eufonia, a Insieme per la Crucca, Concerto de Sapparadura, al Teatro Comunale di Sassari, evento che sotto la direzione artistica del maestro Cossu è stato sostenuto dagli artisti Piero Marras, Roberto Tola, Francesco De Muro e che ha visto alternarsi sul palco Gavino Murgia, che abbiamo richiamato perché desiderava ardentemente esibirsi qua in questo luogo, il maestro di Launeddas Luigi Lai, il tenore Goine di Nuoro, il coro polifonico turritano. Per questa occasione, inoltre, la corale ha eseguito il Deo ti salve Maria con Maria Giovanna Cherchi alla voce solista.
E allora, appena qui è tutto pronto, li facciamo schierare e chiamiamo la corale studentesca Città di Sassari. Vento in sa cara mia, sa vacanze a scolelle, e un'userosa magia, dos delfinos gioghende, in cui si perde sammentu meu, fra le que sos ojos tus, sos ojos de una llana. Soffra de un istiu, de orifinu insana ancora più, risplendente somare, affonda in cue sammentu meu, profondo che sos ojos tuos, sos ojos de una llana. Satirantella e stranzente, e oscurosa, noi ferosa si ancora insano. No.
ed ora un omaggio a un amico che è venuto a vederci, a sentirci. Eseguiremo un brano che è fra i più noti del repertorio contemporaneo, uno dei più grandi successi dei Bertas. E questo brano lo eseguiamo in omaggio del maestro Antonio Costa, Vade lontana.
Prima di tutto chiudiamo in musica dopo aver chiamato Padre Moritto di Mondo X, perché lei è venuto anche con un suo collaboratore, se non sbaglio. Sì, diversi. C'è Marco, responsabile della comunità, il responsabile della comunità di Saspro, che è la collina qui vicino, sotto Montesano. E poi dicevano... Poi c'è anche un mio confratello, padre Stefano, che può ricordarci che i villaggi ci sono passi, però ci sono i frati anche altri. Perfetto. Allora, a me piace citare una frase che è un messaggio che questa associazione porta avanti. Voi dite, nel mondo molti uomini possono molto perché hanno, perché sanno, perché decidono. Molti contano poco, ma credono e amano molto. Quando chi può si unirà a quelli che amano, potremo sperare di cambiare il mondo. E questo è il messaggio di Mondo X. Raccontiamo che cosa fate, voi combattete le dipendenze, per cui diciamo al Festival delle Bellezze, diciamo la bellezza che voi portate è proprio per combattere le brutture del mondo, della società. Mi piace molto intanto l'iniziativa del titolo, che ringrazio tanto Vincenzo Corso e tutti coloro che hanno collaborato. Non preoccupiamoci, il sindaco e la cooperativa Pitadera ci hanno promesso la cena, quindi abbiate pazienza. Allora, io tante volte sono venuto qui, sono venuti con i giovani, sono venuto con gente che veniva dalle parti più diverse del mondo e ci abbiamo fatto sempre una bellissima figura, perché questo sito parla di noi, ma parla anche di chi riesce a conservarlo, l'amministrazione comunale, la cooperativa Pintadera. Allora io sono, indipendentemente dal colore della mia faccia e del mio abito, che si assomiglia molto a questi crasti, però vi voglio parlare di crasti. In questo luogo, allora, di che cosa ci interessiamo? Noi ci interessiamo del mestiere più bello del mondo, quello di fare uomini. Noi abbiamo la nostra isola, bellissima, ma piena di tanti crasti, ma di quei crasti che sono gettati così in campagna, che non sanno di nulla, anzi che ci danno fastidio, che li vorremmo levare perché oltretutto non fanno crescere nemmeno l'erba. Noi ci interessiamo di quei crasti e vogliamo che quei crasti riprendano a pulsare di vita. Vogliamo che quei crasti possano diventare questi che noi vediamo qui. Cosa hanno questi di diverso da quegli altri che sono nelle nostre campagne, nei nostri pascoli? Questi hanno una cosa importante, hanno un pensiero. Questi sono pietre che hanno dentro di sé un grande pensiero, il pensiero che gli ha dato l'uomo, di renderli parlanti, di renderli belli, di renderli essenziali, di renderli pieni di armonia e anche pieni di fortezza. Questo è quello che noi vorremmo fare con tutti i nostri giovani e meno giovani, crasti dispersi nelle nostre periferie, crasti i cui gemiti talvolta non si sentono, crasti che talvolta ci sconvolgono con i fatti terribili che possono compiere. Noi vorremmo che fossero tutte pietre finalmente degne di essere portate alla loro bellezza, alla loro dignità, alla loro possibilità messe insieme di formare e di fare comunità. Come questo messaggio così antico e sempre così nobile e così attuale ci rende oggi possibile pensare e sperare. Da questo luogo un pezzo di cielo che entra dentro è la nostra forza, la nostra speranza. Crasti che cantano, crasti che pulsano vita, che amano, che restituiscono bellezza al nostro territorio. Grazie Padre Moritto. Voi avete qualche aneddoto particolare da raccontare su quello che fate? Sì, la nostra comunità, che è proprio qua vicino, fronte Montesanto a Siligo, ha tanto da raccontare e oggi la giornata si addice in modo particolare perché qua abbiamo ascoltato musica, abbiamo ascoltato strumenti diversi,
voci diverse. Ecco, la comunità è questo, la comunità è un insieme di personalità, di vissuti, di esperienze diverse che vengono accomunate da un obiettivo unico, che è quello di diventare uomini veri, e gli aneddoti sono tanti. Noi facciamo un coro, abbiamo in comunità un maestro che viene a cercare di far cantare i nostri ragazzi, e si scoprono talenti nel coro, si scoprono talenti da persone che magari non hanno mai visto una pecora e riescono a mungere una pecora dopo pochi giorni. Gli aneddoti sono ricchezza, sono colore, e oggi ancora di più sono suono, sono melodia che si armonizza all'interno di un valore umano, che è quello che noi riusciamo a portare avanti grazie a quelle vicende dei nostri ragazzi. Grazie. Posso parlare? Assolutamente sì, parliamo di Stefano. Voglio dire una parola. Lui non è sardo, anche se io sogno tanto che diventi nuragico. Allora, è con me a Saspru perché vogliamo martirizzarlo per essere adatto domani a continuare la missione che noi stiamo facendo, sia con i tossicodipendenti sia con i malati di AIDS. Per quello è qui e non gli risparmiamo nessuna fatica, ma perché è in gamba, perché è intelligente, perché ama l'uomo e già sta amando fortemente la nostra terra. Stefano, allora cosa vuoi dire? Ma dico questo, è un privilegio poter essere qui in questa terra che 6 anni fa mi ha affascinato, ma ciò che mi ha affascinato è poter credere che l'uomo è bello, l'uomo anche di cui parlavamo prima, quando l'uomo fa le fatiche, quando a volte cade, quando a volte si scopre che zoppica. Credere che l'uomo può tornare a essere bello, l'uomo può tornare a camminare, può continuare a stare davanti a un altro uomo e testimoniare che la vita non gli è stata tolta. E Dio ha detto quando ha creato l'uomo che era cosa buona, che era cosa molto buona. E noi potremmo questa sera dire che l'uomo è bello e ciò che ci circonda è bello se non altro perché l'ha fatto l'uomo. È stato lui a crearlo, è stato lui a costruirlo, e questo rispecchia la bellezza che ogni uomo è. E noi abbiamo un privilegio, Padre Salvatore, Marco, chi lavora in comunità, chi ci sta, chi ci conosce, lo sa che questi uomini, questi ragazzi, man mano che crescono, man mano che riscommettono nel loro essere uomini, manifestano la loro bellezza. Grazie davvero per il vostro messaggio stasera al Festival delle Bellezze. Sono parole davvero preziose. Grazie. Assolutamente sì. Infatti adesso... Allora, si parla tanto dei giovani, non sempre in maniera positiva. Questi giovani mi sembra che dimostrino assolutamente il contrario. E allora chiudiamo in musica con la corale studentesca del maestro Vincenzo Cossu. Nanne du meu, zo mundu e gai. Assicutera, non torna mai. Semus in tempo de tirannia, infamidade de carestia. Como os populos cascan que cane, griden de morte, queremos pane. Nanne du meu, zo mundu e gai. Assicutera, non torna mai. Famidos noi, semus mamonne, pane casanza, terra grande, terra che fangu, torra su povero, senza alimento, senza ricovero. Nanne du meu, su mondo è il cor.
Semus si dido, si sa spuntare, pretende sa papari burrare. Peusu famene chi forte sona, saianna tu e non perdona. Non è tu meu, non è tu meu, non è tu meu, su mondo è gol. Ossicutera, non torra mai. E gai chi tu paghi muger, propaga chi e devi tener. Da e sinistra, oltre a destra, e sempre vide una minestra. Non è tu meu, non è tu meu, non è tu meu, su mondo è gol. Ossicutera, non torra mai. Adeus nanni, tere di conto, fa che su sordo petta del ponto, che ha tanto lide su mondo e gai, assicutera non torra mai. Non è tu meu, su mondo è gol. Ossicutera,